nella cultura figurativa veneta del Novecento, mostra che aprirà ufficialmente sabato 18, domani ci sarà l'inaugurazione, poi da sabato 18 sarà aperta fino al 14 gennaio, che riporta l'arte veneta a Villa Ancillotto, come negli ultimi anni ormai è diventata di casa. Comincerei con il sindaco di Crocetta del Montello, Marianella Tormena, per un saluto e un benvenuto. Io vi ringrazio per l'interesse e per voler condividere con noi questo momento. È una mostra che trasmette sensazioni, si diceva adesso, io da profano totale quale sono del mondo della pittura raccolgo sempre solo quello che ricevo dal quadro, e ricevo una sensazione di pace e di leggerezza che è forse un po' tipica dei paesaggi che molto spesso vengono rappresentati dall'autore e che creano, forse senza rendersene conto, un contatto con la natura e quindi proprio con quella sensazione che si prova tante volte di essere in pace con te stesso. Credo sia veramente una capacità notevole per chi sa dipingere. Io non mi addentrerò mai nei dettagli, so che ci sono persone molto più valenti di me, però se posso ringrazio veramente di cuore tantissimo innanzitutto la famiglia che ci ha messo a disposizione questa ricchezza, perché è una ricchezza, una possibilità per tutti coloro che vorranno entrare. Questa è una mostra con ingresso gratuito, quindi spero possa essere di interesse anche per le scuole, perché molto spesso sono queste le sensazioni che poi porti fuori quando vai nel paesaggio reale. Credo sia anche utile proprio a chi sta crescendo. Io so che è stata fonte di infiniti sforzi anche per l'amministrazione. Qui c'è Giancarlo che ringrazio veramente per essersi adoperato. Senza l'organizzazione comunale non saremmo mai riusciti, ma veramente il fatto che abbiate pensato a Crocetta come famiglia, il fatto che abbiate e soprattutto anche il curatore che ha saputo gestire così finemente anche gli spazi che Villa Ancillotto propone, sì, come sempre nella sinergia si valorizza e nascono cose belle. Io non mi dilungo, penso che tutta Crocetta e non solo, tutto un territorio qui pedemontano ringrazierà veramente per questa opportunità e per questa ricchezza con cui usciremo dopo la mostra. Io l'ho vista adesso e di solito sfrutto questa occasione per lasciare libero tabula rasa dentro di me per ricevere, ed è veramente una ricchezza. Io veramente vi ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, ringrazio voi che siete qui per aiutarci a diffondere e valorizzare questi artisti che il territorio ha e che veramente meritano di essere conosciuti e apprezzati. Grazie mille. Nei dettagli della mostra ci addentriamo invece con il curatore, quindi lui che l'ha ideata e curata, ma dice della Buongiorno a tutti loro e grazie innanzitutto al Comune di Crocetta del Montello per aver accolto in uno spazio espositivo eccezionale una mostra su Toni Piccolotto e la pittura veneta, diciamo a cavallo tra 8 e 900. Poi devo dire, ringrazio la famiglia Piccolotto che mi ha dato l'incarico per la seconda volta, perché poi un precedente incarico me l'avevano già dato nel 2010 per Castelfranco, però questa è una mostra molto più corposa e interessante dal mio punto di vista. Una delle belle mostre forse fatte su Piccolotto, sicuramente dopo la sua scomparsa.
E poi ringrazio, oltre all'amministrazione comunale per gli spazi espositivi, chi questa mostra l'ha seguita fin dall'inizio, innanzitutto il dottor Fritz, l'assessore alla cultura, che dal primo passo, veramente all'ultimo, fino all'ultimo dell'allestimento di ieri, è sempre stato presente e di grande aiuto. Come devo ringraziare anche Riccardo, oggi il dottor Riccardo, perché si laurea, che è il ragazzo che materialmente ci ha aiutato ad appendere tutte le opere, per cui senza queste due presenze tutto quello che vedete non sarebbe stato fatto. Tornando nel merito della mostra, ecco, mi dispiace per il signor Lucio Piccolotto, che purtroppo non è presente, dovrebbe esserci presente anche lui, c'è la nipote Anna al posto suo, che è il figlio di Tony Piccolotto, uno dei due, l'altro purtroppo il papà di Anna non c'è più, e ci teneva tantissimo, perché è lui che l'ha alla fine voluta, spinta e appoggiata in tutti i modi. Purtroppo ha preso il Covid, e questo l'abbiamo passato anch'io e mio fratello, e questo per i ringraziamenti. Ovviamente qua non mi conoscono a Castelfranco, sì, sanno che tutto quello che io faccio è fatto in due, perché c'è sempre al mio fianco mio fratello, che lui non vuole mai apparire, però è la nostra forza, dietro di me c'è sempre lui, per cui ringrazio anche lui personalmente. Detto tutto questo, abbiamo pensato con i Piccolotto, con mio fratello, col dottor Fritz, di provare a dare una chiave di lettura un po' particolare alla mostra, nel senso, è presentato Tony Piccolotto ed è una mostra completa a 360 gradi su Tony Piccolotto, proposta nei limiti dell'allestimento, possibili con l'allestimento in ordine cronologico, per cui dalle prime sale si va avanti negli anni, dalle prime opere fino alle ultime opere, si ha una visione completa delle opere pittoriche di Tony Piccolotto e anche di documentazione, perché la mostra poi è affiancata da una serie di bacheche nella quali sono raccolte documentazioni, anche quelle bene o male distribuite in maniera cronologica, dell'attività artistica pittorica di Tony Piccolotto, con anche qualche piccola tavoletta dipinta, qualche piccolo studio, qualche piccolo abbozzo, qualche disegno, per cui veramente una mostra che dà a 360 gradi una visione dell'artista, però di un artista che abbiamo cercato nei limiti nostri e nei limiti di tutto l'insieme della mostra possibile da fare, anche di inserirlo in un ambiente artistico nel quale lui in realtà ha vissuto ed operato. Abbiamo voluto iniziare la mostra con la prima sezione, la prima sala, che è introdotta da un gruppo di pittori che a volte con Tony Piccolotto possono avere avuto ben poco a che fare direttamente, però che ci danno un'idea di quello che era, a grandi linee, ripeto, la pittura veneta tra 8 e 900, per poi proseguire invece con altri pittori che sono stati veri e propri amici di Tony Piccolotto a Venezia, come Marco Novati, come Fioravante Seibezzi e altri ancora, per cui e arrivare, per non parlare poi di Solero e di Sovilla, che Sovilla ancora vivo, è stato un grandissimo amico e quasi allievo di Tony Piccolotto, e poi iniziare con la seconda metà della sala con le opere di Tony Piccolotto in maniera un po' rappresentativa di tutto il suo periodo artistico, per cui ci sono opere giovanili ma anche opere dell'ultimo periodo. Dopodiché dalla seconda sala in poi fino all'ultima, in senso cronologico, ripeto, nei limiti in cui gli spazi espositivi ti permettono di seguirlo, tutta l'attività dall'inizio alla fine. Io ho voluto iniziare perché questo forse è uno dei modi per leggere la pittura di Tony Piccolotto, che non è un modo tanto strettamente storico-artistico, ma umano. Ho voluto iniziare con presentare un'opera di Noè Bordignon, pittore di Castelfranco. L'anno scorso, sì, 2 anni fa, è stata fatta la mostra per i 100 anni della morte, un grande pittore, uno dei grandi pittori veneti dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento, del realismo, primo, perché chiaramente di Castelfranco, noi di Castelfranco ne siamo molto affezionati, ma soprattutto perché, anche se artisticamente Tony Piccolotto e Noè Bordignon non hanno
delle vicinanze così evidenti, fanno parte di due momenti storici totalmente diversi, però entrambi si distinguono nell'ambito della pittura dell'arte della pittura della loro epoca, perché loro hanno dipinto Noè Bordignon per il realismo, il verismo quotidiano, della vita quotidiana della fine dell'Ottocento, fine i primissimi anni del Novecento, Piccolotto per sostanzialmente gran parte del Novecento fino all'ultimo giorno in cui muore dipingendo nel 1970, hanno dipinto la loro terra. Ma sia Noè Bordignon che Tony Piccolotto non l'hanno dipinta guardandola dal di fuori. Faccio un esempio. Nel Settecento la nobiltà veneziana veniva a passare la villeggiatura nell'entroterra. Era un periodo di vacanza anche molto lungo, passato nell'entroterra veneto, ma loro erano veneziani. Tanti pittori, sia dell'Ottocento che nel Novecento, hanno frequentato le zone di Tony Piccolotto, il nostro entroterra, ma lo vedevano come il nobile che veniva in villeggiatura. Anche un pittore grandissimo come Guglielmo Ciardi, forse uno dei massimi paesaggisti, sicuramente veneti, ma italiani che abbiamo avuto nella fine dell'Ottocento, primi Novecento, anche lui, l'entroterra che veniva a dipingere, andava ad Asiago, avevano casa, eccetera, però non lo sente come un Noè Bordignon o come un Tony Piccolotto, che loro sono parte integrante del territorio. Noè Bordignon, quando dipinge la realtà quotidiana di Castelfranco, di San Zenone, la dipinge perché le persone che lui dipinge nei suoi quadri fanno parte del suo mondo. Lui è uno di loro, lui li capisce. Tony Piccolotto, quando dipinge le montagne del Feltrino e non solo, Tony Piccolotto quelle montagne non le guarda da fuori, da estraneo, lui le sente quotidianamente, lui ci va quotidianamente, le vive quotidianamente. Ed è quello che poi, attraverso le camminate, attraverso le sue opere, ha voluto trasmettere ai figli, ai nipoti, di una natura sentita dal dentro. Se noi andiamo a vedere tutti i quadri di Tony Piccolotto, senti che non è semplicemente la cartolina che riprende un angolo suggestivo e bello. No, senti l'aria, senti il freddo della neve, il silenzio della neve, senti le foglie dell'autunno. Questo è il filo conduttore con cui leggere la pittura di Tony Piccolotto, prima ancora che a livello artistico, perché a livello artistico lui ha avuto un percorso di grande coerenza, però simile a quello di tanti altri pittori. Qual è la differenza? La differenza è che se i Bezzi, un Novati vengono a dipingere il nostro entroterra, lo vedono da estranei. Se lo dipinge un pittore del luogo che ci vive quotidianamente, che fa la fatica di salire la montagna, sente il freddo, sa cosa vuol dire la neve, il freddo, sa cosa vuol dire la primavera, l'estate, il sole, è diverso, lo senti. Se uno è un vero pittore riesce a trasmetterlo nelle sue opere. Tony Piccolotto è un vero pittore e l'ha trasmesso. Per cui lui, fin da giovane, i genitori stessi notano questa sua predisposizione nei confronti della pittura. Cosa fanno? A un certo momento anche una famiglia che economicamente stava bene lo mandano da chi? Da Luigi Cima, il pittore di fine Ottocento, legato ancora alla cultura del realismo veneto, tardo realismo veneto dell'Ottocento, più rappresentativo o tra i più rappresentativi delle nostre Prealpi. Va là, ha subito gli insegnamenti di un maestro, il quale fa presto a capire che è sacrificato e lo spinge ad andare a Venezia. Va a Venezia finisce gli studi per poter iscriversi all'Accademia, inizia a frequentare l'Accademia, si rende conto che all'Accademia si fa tanta teoria ma si dipinge poco, allora preferisce passare alla sezione del nudo dove si dipinge di più e si fa meno teoria. Là cresce,
ma cresce non solo all'interno delle sale dell'Accademia di Venezia, ma anche fuori, perché la città all'inizio del Novecento è un fermento forse il più importante, anzi io credo prima della Prima Guerra Mondiale sicuramente il più importante centro italiano d'arte moderna per l'epoca. Ci sono stati i ribelli di Capesero, Gino Rossi, Arturo Martini, Felice Casolati, Uberto Moggioli, Vittorio Zecchin, Teodoro Wolferari, che è presente con un'opera in mostra, che hanno aperto l'arte italiana in uno spazio europeo per la prima volta. Venezia era punto di riferimento per tutta Italia, per l'Italia dei giovani artisti, i futuristi. Nel 1910, quando presentano a Capesaro, luogo dove erano i ribelli di Capesaro, che esponevano anche loro, la mostra su Umberto Boccioni giovanile, che Filippo Tommaso Marinetti ha fatto un can nel vero senso della parola, presentandola come mostra del futurismo. Poi le opere del futurismo non dovevano ancora venire quelle di Boccioni, era ancora un pittore legato a un divisionismo che prendeva forma verso il futurismo. È andato a buttare i volantini in piazza San Marco della Torre dell'Orologio contro Venezia passatista, proprio come dicevano loro, Venezia passatista, che poi è stato il linguaggio adottato dal fascismo, dal Duce. C'è stata sta continuità, perché anche il fascismo inizialmente è stato rivoluzionario per poi diventare dittatura, e alla base proprio del linguaggio del periodo fascista, del Duce in modo particolare, c'è Filippo Tommaso Marinetti. Per cui Venezia, prima della Prima Guerra Mondiale, era uno dei centri più importanti, per non parlare poi, ecco, l'altra cosa, l'altra faccia, della Biennale di Venezia, un'istituzione che fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale è stata legata alla pittura dell'Ottocento, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Prima Guerra Mondiale, dal 1920, con l'evento di Vittorio Pica come segretario generale, si è aperta veramente all'arte europea, l'impressionismo, l'espressionismo e anche la pittura d'oltreoceano, la spagnola, arrivavano a Venezia, non sporadicamente come prima. Per cui venivano organizzate delle retrospettive, delle piccole o grandi mostre sull'impressionismo, e questo è stato rivoluzionario per la pittura veneziana. Già nel 1905, qualche comparsa alla Biennale, proprio nel 1905, 6, 4, 5, 6, non di più, ha influenzato l'arte veneziana. E lo si vede nelle giovani opere di Zecchin, anche di Gino Rossi, di tanti pittori, anche di Wolferari, che all'epoca era ancora però in Germania, per quando arriva qua si fa influenzare. Poi si tace, si riparte dal secondo dopoguerra, dal primo dopoguerra, dal 18, dal 19, 20 in poi, quando riprendono le mostre, e questa ondata di impressionismo dilaga a Venezia, interpretata ovviamente ognuno a proprio modo. Piccolotto arriva in quegli anni a Venezia. Si inserisce nel mondo non solo dell'Accademia, ma ripeto, quello delle calli, quello dove si parlava d'arte, dove si andava a vedere le mostre, si andava alla Biennale, a Capesaro, nei bar, nei locali, e là cresce un po' alla volta. Diventa amico, prima ancora che venisse a formarsi il cenacolo dei cosiddetti pittori di Palazzo Carminati, che abbiamo visto prima, Seibezzi, Novati, eccetera, e diventa amico, e con loro porta avanti una strada. Si lega, fa mostre con loro, poi a un certo momento, per varie vicissitudini, fate conto che a Venezia Gino Rossi è stato a Parigi, Arturo Martini è stato a Parigi, c'è questa voglia di non solo vedere le opere degli stranieri in Italia, ma anche di andare direttamente nei luoghi dove venivano dipinte. Ritorna Semeghini da Parigi, più avanti arriverà anche De Pisis, cioè, per cui c'è tutto sto focolare, e anche c'era questa voglia, probabilmente, che poi trovava anche all'Inteai, perché Ceschi era partito per altri motivi per andare in Argentina. A un certo momento, nel 1928, parte anche lui per l'Argentina, ed è stato un momento fondamentale, perché prima poteva cambiare la sua vita da così a così, fosse trasferito e rimasto là, sarebbe rimasto, cioè qua Tony Piccolotto non sarebbe stato un pittore del nostro territorio. Secondo, perché partendo, allontanandosi dal suo territorio, si è reso conto che no,
Qua lui doveva vivere, qua lui doveva abitare, qua lui doveva dipingere. Alla fine dell'anno, proprio per un senso di nostalgia, abbandona tutto e ritorna in Italia. Da quel momento Tony Piccolotto inizia, avendo sempre collegamenti con Venezia, con altri posti, facendo mostre come tutti i pittori un po' dappertutto, inizia ad avere un rapporto con il paesaggio che lo circonda, con il suo paesaggio, come dicevo prima con Noè Bordignon da un lato, per la vita quotidiana di fine Ottocento, lui per la natura del suo territorio, un continuo di evoluzione, di sensazione, di interpretazione personale attraverso la pittura, dove senti che passano le varie epoche. Passa verso gli anni 30, verso la fine degli anni 20 si sente il ritorno all'ordine. Dopo la bastonata della Prima Guerra Mondiale c'era il bisogno di tornare a una pittura più sobria, più monumentale, rifarsi agli antichi, e lo senti, la sua pittura diventa più plastica, la luce costruisce la forma. Poi c'è un'ondata di impressionismo, e quando si parla di impressionismo, un attimo, si deve sempre tenere conto un impressionismo all'italiana, cioè non è l'impressionismo francese, è un impressionismo sempre ancora carico di una vena di romanticismo che da noi non muore mai, arriva avanti quasi fino ai nostri giorni, anzi senza dire il quasi dal mio punto di vista per alcune cose. E passa, per cui la sua pittura diventa più un tremolio di luce. Poi sente anche il realismo magico, passa per le disgrazie della Seconda Guerra Mondiale, altra bastonata. Finisce la Seconda Guerra Mondiale e lui si trova ormai pittore maturo, non più un giovane, sposato, con dei figli, con una situazione economica che non era poi tanto brillante, se si vuole, però viveva del suo lavoro. E alla fine garantiva anche, assieme alla moglie che insegnava, garantiva il benessere della famiglia. E questo senso, dopo il periodo premente della Seconda Guerra Mondiale, di tutto quello che è stato prima negli anni 30, lui anche di idee politiche diverse, sente un nuovo momento di felicità di benessere interiore che lo trasmette alla sua pittura. E abbiamo una trentina d'anni dove lui va ad evolvere la sua pittura con un tocco sempre più leggero, sempre con un senso di più evanescenza, però di grande amore. Cioè tutto quello che lui aveva imparato prima dall'impressionismo diventa luce nel vero senso della parola. E la luce cos'è? È da sempre la base della pittura veneta. È il color dei Tizian, è luce, è la materia, il pigmento cromatico che diventa con il colore luce, si fa luce, e Tony Piccolotto è questo. Poi, dal mio punto di vista, per concludere perché sennò mi dilungo troppo, dal mio punto di vista ci sarebbe un'altra cosa da riprendere, non solo per Tony Piccolotto, che qui in parte si è voluto fare, quasi a livello, non dico sperimentale perché sarebbe azzardato, però si è voluto fare, si è voluto tenere in conto. Cioè noi, soprattutto dal secondo dopoguerra in poi, cioè l'arte da noi, quella giusta, è solo l'arte d'avanguardia, l'astratto, il concettuale, il non figurativo. Ok, è vero. Era arte moderna, Vedova, Tancredi, San Tommaso, Fontana, lo spazialismo, indubbiamente. Però io non sono un critico d'arte, io sono e voglio essere uno storico dell'arte. Il XX secolo è passato, noi dobbiamo girarci indietro e guardare con un occhio obiettivo, non più preso da una sorta di ideologia di parte che ci fa vedere solo quello che è stato considerato momento dopo momento, decennio dopo decennio, la vera arte, no. Perché se noi ci giriamo indietro, da storici dell'arte, ci accorgiamo che il Novecento era fatto da quello e da questo. Per cui tanto vale uno, tanto vale l'altro per lo storico dell'arte. Poi la qualità di ogni singolo artista è quella che fa comunque la differenza
Se un pittore è figurativo, non vuol dire che non sia di qualità, può essere di altissima qualità. Se un pittore fa l'astrattismo, non vuol dire che per forza sia moderno e di qualità. Cioè, sono postulati che non hanno un senso nell'arte, per lo storico dell'arte. Possono averlo per la critica militante del momento in cui le cose si manifestano. Per cui noi dobbiamo riprendere in mano tutto un secolo considerandolo. Concludo con un esempio di due pittori che uno sicuramente, perché è conosciutissimo, è Tancredi, e l'altro è Giorgio Dario Paolucci, un altro pittore a cui siamo particolarmente legati, perché era legato a Castelfranco, anche se è nato a Venezia e è abitato ad Asolo, poi alla fine è morto, poverino anche lui. Negli anni 50, fine anni 50, Tancredi e Paolucci, che erano amici, facevano parte dello stesso gruppo con Vedova, con gli altri, eccetera, dividevano lo studio assieme e portavano avanti lo stesso percorso di ricerca artistica, però per due strade diverse, uno verso l'astrattismo, l'altro rimanendo figurativo. Però se tu guardi le opere, entrambe parlano quasi lo stesso linguaggio in modi diversi. Erano amici che si confrontavano quotidianamente. Studio assieme vuol dire parlare quotidianamente di cosa stavano facendo e cosa stavano sperimentando. Così, secondo me, noi dovremmo rivedere la storia dell'arte del Novecento di tutto un secolo. E solo così ci si renderà conto che pittori come Tony Piccolotto, in modo particolare perché questa mostra è dedicata a lui, non sono pittori fuori dal tempo, ma sono esattamente nel loro tempo come tutti gli altri pittori, solo che hanno voluto, e voluto con il cuore, portare avanti esperienze figurative diverse. E concludo, e scusa se mi sono dilungato un po' troppo. Grazie a loro. Grazie a Marco Mondi per l'appassionata spiegazione. Dicevamo prima, Lucio Piccolotto non ha potuto essere qui, però abbiamo in rappresentanza della famiglia la nipote Anna Piccolotto, a cui chiedo un saluto per essere. Allora io saluti a tutti, buongiorno. Marco Mondi è stato veramente esauriente e completo nel descrivere la figura di mio nonno Tony Piccolotto. Che dire, posso solamente fare un breve riassunto della vita del nonno. Forse qui in provincia di Treviso Tony Piccolotto è un pittore non conosciuto dai non addetti ai lavori. È un pittore bellunese, è nato nel 1903 e morto nel 1970, quindi ha vissuto il secolo breve, ha vissuto 2 guerre mondiali. Nella seconda guerra mondiale lui è stato soldato anziano e anche sotto la guerra che ha svolto nei Balcani, alle bocche di Cattaro, ha allestito una personale di pittura incentivato dai suoi superiori. La mostra ha avuto anche un discreto successo e ha coltivato amicizie artistiche anche durante la guerra. Infatti nelle bacheche che avrete occasione di vedere poi c'è uno schizzo satirico prodotto dall'illustratore Dunkovic che ritrae mio nonno intento a dipingere una bella e formosa modella. Sì, aveva anche un carattere molto spassoso, era una persona simpatica, questo detto dagli amici, e ho ricordi anch'io da nipote di nonno pronto agli scherzi e dall'ilarità. Il nonno ha avuto una formazione accademica e nelle prime opere, scusa Marco, tu sei autorevolissimo, non sono alla tua altezza, però nelle prime opere questo si nota perché sono opere impostate, opere un po' scolastiche, accademiche. Si nota molto l'influenza del maestro Luigi Cima, che è stato il suo primo maestro, bellunese come lui, e
Andando avanti nella vita, invece, fa la pittura più sua, dà la sua impressione, ha dipinto sempre in plein air il nonno, e nelle sue opere infonde quello che lui sente, quello che lui pensa. I suoi colori sono i colori veneti. Il nonno ha dipinto per tutta la sua vita, finché destino fatale, nel 1970, in una fredda mattina dell'11 aprile, cade con i pennelli in mano mentre sta dipingendo l'ultima neve sull'Alpe del Nevegal. Quindi vediamo un'intera vita passata e trascorsa per la pittura e con la pittura. Con questa mostra abbiamo voluto celebrare il pittore nell'anniversario dei 120 anni della sua nascita, 120 anni dalla nascita, 100 anni della sua pittura, nella quale la sua pittura vive attraverso le sue opere. In mostra ci sono 99 opere di Toni Piccolotto e 15 opere di artisti vari, veneti, che l'hanno preceduto e che l'hanno seguito, comunque influenzato, amici di accademia, e quindi in totale la mostra è di 114 opere. Ha voluto questa iniziativa essere un omaggio al pittore, ma anche alla terra che lui ha sempre amato, osservato, vissuto, dipinto e rispettato. Io ringrazio il comune di Crocetta, il sindaco Marianella Tormena, l'assessore dottor Giancarlo Fritz, che è sempre veramente stato con noi fin dall'inizio e ha seguito tutte le fasi di questa mostra. Perché ho il dono della ubiquazione. Ho capito, quindi noi lo vedevamo qua, ma sua moglie a casa ho capito. Ringraziamo anche tutti i prestatori e ringraziamo anche la dottoressa Maria Ida Nervo, che è stata un po' la scintilla che ha fatto nascere quello che è successo poi. La mostra sarà ufficialmente aperta dal 18 novembre del 2023 al 14 gennaio 2024. È un periodo anche consono alle festività natalizie, nel quale le famiglie hanno più modo di muoversi, di visitare queste zone bellissime e quindi avere anche occasione di vedere la mostra. La mostra perché Piccolotto? In questo tempo moderno, perché Piccolotto era un contemporaneo, perché l'ambiente esiste ancora, perché il Piave esiste ancora, perché i verdi esistono ancora, le nature morte esistono ancora, e così i ritratti e così i fiori. Abbiamo desiderato dare l'opportunità di una gratuità per l'entrata a questa mostra, anche perché speriamo vivamente che i giovani, e questo è un messaggio che noi lanciamo alle nuove generazioni, possano anche loro approfittare del bello, gustare negli occhi e portare dentro alla loro anima ciò che la pittura trasmette. In questa epoca di congiunzione storica, dove tante difficoltà politiche, economiche ci sono, abbiamo cercato di dare qualcosa che alleviasse gli animi e che trasmettesse dei valori che a volte sembra quasi che siano un po' dimenticati. L'amore per l'ambiente, per la natura, che è importante. Questa mostra è una tappa per Villancilotto, che viene poi dopo a delle altre prestigiose esposizioni che sono state allestite qui. E dopo Pittori Illustri arriva il nostro pittore locale, Piccolotto, che però ha dedicato tutta la sua vita a dipingere le zone del Piave,
e il Piave accomuna il nostro Tony Piccolotto con Crocetta del Montello. Qui c'è appena stata una mostra sulle grave del Piave, no? E vi racconto un breve aneddoto e poi forse ho parlato abbastanza anch'io. Tony Piccolotto, durante la sua permanenza in Argentina, dove era andato in cerca di fortuna nel 1928, e fortuna aveva trovato perché aveva avuto molto successo, ma raccontava il nonno che un giorno, seduto nel greto del Rio della Plata, ha spezzato un ramoscello di una pianta locale e l'ha messo in bocca. Ha sentito che non aveva il sapore del salez, il salice, del Piave, e ha detto qua non c'è il sapore del salez, allora io torno a casa mia, torno a Lentiai, e dove evidentemente il salez c'era. Da quella volta anche la permanenza a Venezia non si è più verificata. Lui ha vissuto nelle sue zone del Piave e ha dipinto tutto ciò che sentiva. Ecco, io se le persone poi avranno gradito la mostra, se faranno un'offerta alla comunità di Villa San Francesco di Facendi Pedavena diretta da Aldo Bertelle, saremo molto contenti, in quanto questa comunità si occupa di far tornare alla salute dei giovani che hanno avuto un vissuto molto doloroso e problematico. E questa comunità è legata anche questa alla famiglia Piccolotto, perché Piccolotto a Facendi Pedavena ha vissuto gli anni più belli della sua vita familiare e anche, Marco correggimi se sbaglio, anche molto felici dal punto di vista pittorico e artistico. Grazie a tutti e vi auguro che possiate visitare numerosi questa esposizione. Direi di chiudere con il saluto dell'assessore alla cultura del comune di Crocetta del Montello, Giancarlo Frisolo. Sì, o l'anima. insomma, diciamo che la vera anima innanzitutto è Tony Piccolotto e poi gli eredi di Tony Piccolotto. Io voglio semplicemente così illustrare molto sinteticamente perché siamo arrivati oggi a una mostra di Tony Piccolotto qua in Villa Ancillotto. Il discorso parte un po' da lontano, quando con il sindaco ci eravamo posti il problema di vivacizzare il nostro territorio ricorrendo al turismo. Il turismo sappiamo che ha una movenza, un substrato nella cultura e partendo dalla realtà che Gino Rossi è stato un nostro concittadino qui abitato sul Montello, abbiamo pensato di partire da Gino Rossi e è nata quella tematica, la rivoluzione silenziosa dell'arte in Veneto, che doveva svolgersi in 3 step, 1910-1940, 1940-1970, periodo in cui operava Tony Piccolotto, e dal 1970 al 2000. Siamo riusciti a completare le prime 2 fasi, appunto con pittori noti, famosi, Gino Rossi, De Pisis, Guidi, poi con Tancredi, eccetera. Purtroppo ci siamo dovuti arrestare, abbiamo avuto una nota di arresto perché il Covid, la pandemia ci ha piuttosto condizionati. Manca in questa fase il terzo passaggio, che è quello dal 70 al 2000, che comprende l'arte cinetica, eccetera. Però noi vogliamo completare quello che avevamo programmato. Perché allora si insinua, passatemi il termine, in questa realtà Tony Piccolotto? Per direi quasi un senso di giustizia nei suoi confronti. Perché Tony Piccolotto
era avulso da queste correnti, lui seguiva, come giustamente diceva il dottor Monti, altre forme. Lui è un pittore della tradizione, è stato illustrato molto molto bene dal dottor Monti, anche l'ha accennato Anna, ed è giusto che in questo periodo si tenga in considerazione un pittore quale Toni Piccolotto, che è la sua pittura quella che più avvicina la gente, il popolo, passatemi il termine, alla sensibilità, al sentire del popolo. E lui, per me, è un grandissimo poeta, perché giustamente quando guardi un suo dipinto, a me sembra di esserci dentro. Sia che lui dipinga la neve, e ci sono visto dei quadri vicini e ritrae la neve, diversi uno dall'altro perché è diversa la luce, ci sei dentro. Ma anche quando dipinge i prati con le mede ecco, ti trasmette una sensibilità, per cui è giusto che in questo contesto ci sia la figura di Toni Piccolotto, e noi abbiamo appunto voluto onorarlo, farlo conoscere anche nella nostra zona, perché lui dipingeva nella zona di Lentiai, eccetera, perché insomma i paesaggi alla fine si identificano, direi quasi, e che venga conosciuto in questo nostro territorio, ma soprattutto è un omaggio che il comune di Crocetta del Montello vuol dare a questo artista, che penso abbia trasmesso nei suoi dipinti quello che lui aveva dentro al cuore. Non è un pittore freddo, non è un ritrattista, è un vedutista, però dentro c'è la sua anima. Ecco, questo direi è la motivazione per cui in questo contesto abbiamo inserito anche, con tutto l'onore e con tutto il valore, anche la figura di Toni Piccolotto. Ringrazio Anna, ringrazio Lucio, che purtroppo non c'è, ringrazio il dottor Pezzin, che ci hanno dato una ispirazione e hanno messo a disposizione, hanno raccolto i quadri, eccetera. Poi l'opera del dottor Mondi è stata inesauribile, veramente con una sensibilità e con una attenzione che io li ho seguiti e ammirati veramente in questa vicenda. Ecco. Domani sera faremo l'inaugurazione, la presentazione della mostra ai prestatori d'opera, agli esperti, agli artisti, che sono molti quelli che hanno dato la loro adesione, questo ci fa piacere. E poi il sabato sarà l'apertura al pubblico, sempre con la presenza del dottor Mondi che illustrerà, e io ho questa convinzione che questa sarà una mostra che avrà qui in zona un grande successo, perché è vicina, quello che propone è vicino alla sensibilità, al sentire di tutti noi. Ecco, grazie.